Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, sempre supportati dallo SPCGL del Veneto come ogni venerdì. Rosanna Bettella della segreteria ben arrivata, regionale dello SPCGL, ben arrivata, è qui con noi in modo particolare perché quest'oggi in prossimità delle feste, quando purtroppo molti di noi saranno isolati, soli, più che mai le persone anziane non avranno l'opportunità di partecipare a grandi ritrovi per motivi naturalmente di sicurezza individuale e di salute, proliferano le persone che si comportano in modo fraudolento, truffaldino ai danni di chi è più, tra virgolette, ingenuo, in realtà vuole fidarsi degli altri, ha bisogno di scambiare due parole, ha bisogno di credere in qualche cosa, però attenzione, bisogna stare molto attenti, tante le truffe che sono state perpetrate in questi ultimi periodi, in modo particolare c'è stata un'impennata del 70% dal 2014 al 2019, numeri impressionanti anche nella nostra regione, quindi collegato con noi telefonicamente e interagirà insieme a Rosanna Bettella abbiamo Fabio Malaspina, segretario generale del sindacato SILP CGL, organizzazione sindacale della Polizia di Stato. Ben arrivato, credo che ci sia anche lei segretario qui con noi, vero? Penso di sì, comunque è collegato con noi, c'è anche lui. Allora, vogliamo parlare di questo e soprattutto darvi dei consigli, dei suggerimenti e raccontarvi fatti veri accaduti, vero segretaria? Sì, perché soprattutto in questo periodo, ma non smettono mai comunque, ci sono in agguato dei veri e propri fuori classe, li chiamo così, perché sono abilissimi nel truffare soprattutto le persone più in difficoltà. Più sembrava fragili. Tanto onesto, sembrava una persona seria, sembrava un vero poliziotto, sembrava, sono artisti. Sembrava la ragazza che viene a chiedere il bicchiere d'acqua perché ha sete o ha bisogno urgente di un bagno, sembrava il falso postino, no? Sembrava insomma tante cose, hanno tutti la faccia della persona per bene questi abilissimi truffatori, e quindi bisogna davvero diffidare, anche se non vorremmo mai diffidare delle persone, no? Perché crea distanza, perché poi soprattutto in questa situazione che stiamo vivendo in questo periodo, eppure di questi personaggi bisogna davvero diffidare, bisogna saper distinguere sempre tra le persone che si avvicinano a noi di chi ci possiamo fidare e di chi no. L'altra cosa importante è che nella casa delle persone non si va senza appuntamento e soprattutto senza aver verificato chi è il mandante di questo appuntamento. È proprio vero, nessuno bussa alla tua porta per chiederti dei soldi per conto di enti pubblici o di altre associazioni, nessuno arriva appunto a casa o ti telefona senza che non ci sia un preavviso o un appuntamento prefissato, insomma. E quindi accogliere la persona, attenzione, accogliere a casa, perché in questo momento qua è meglio non portare in casa proprio nessuno, ma attenzione a farlo da soli, meglio sempre che ci sia qualcuno, un figlio, un nipote, una persona di un certo tipo più esperta, insomma, ad accogliere questa persona che deve presentare un qualche cosa che vuole venire a casa nostra, vero? Sì, il problema è però per quegli anziani e soprattutto anziane che vivono da sole. Sì, questo è, che aprono la porta con facilità. Allora, intanto costruire buoni rapporti di vicinato, anche questo serve, soprattutto se si abita in un condominio, no? Per cui ci sono persone vicine che ti possono aiutare e dare una mano, no? In una situazione di difficoltà. E comunque diffidare, è una parola brutta, però è di questo che bisogna far buon uso, insomma, non aprire la porta agli sconosciuti e soprattutto anche quando suonano magari dalla fretta uno esce e lascia la porta aperta per andare incontro, abbiamo portato un pacco per lei, no? Corro incontro. Molto spesso accanto a questi sono sempre in coppia, no? I truffatori,
o le truffatrici, perché non è che è tipico solo dei maschi. C'è qualcuno che si intrufola dentro in casa nel momento in cui tu scendi o stai parlando con la persona che ti intrattiene in maniera subdola, insomma. Assolutamente. Vediamo se abbiamo il collegamento. Non mi dicono ancora, non c'è il collegamento telefonico con Fabio Malaspina, perché avevo bisogno di capire, cioè avevo bisogno di far capire ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Però voi avete delle segnalazioni di casi effettivamente capitati, che sono inquietanti, perché il vostro punto di raccolta dati, di analisi, di elaborazione si è fatto proprio forte di tutte le segnalazioni che le persone fanno a voi. Con questo ricordiamo anche che lo SPCGL non solo si occupa dei pensionati, delle situazioni varie, ma anche è un momento di ascolto, perché sostanzialmente chi è in difficoltà non sa dove sbattere la testa, si rivolge agli organi di, se ha paura o varie situazioni di timore, di polizia e carabinieri, se no chiama il sindacato dei pensionati, si fa consigliare a chi rivolgersi, giusto? Bisogna anche avere un punto di riferimento. Ormai i nostri sportelli che sono molto diffusi, insomma, molto capillari, sono dei veri e propri sportelli sociali, no? In cui le persone, soprattutto gli anziani, vengono e ci raccontano di tutto, vengono a chiedere consiglio su tantissime cose, vengono a denunciare a noi, quando invece in questo caso di truffe bisogna assolutamente denunciare alle forze dell'ordine. Questo è importante e fondamentale, anche se comunque rispetto a questo tipo di raggiro subentra nell'anziano la vergogna, no? Subentra la vergogna, e quindi fanno anche fatica poi a denunciare, no? Di essere stati abbindolati e di essere stati truffati. Ecco, comunque noi abbiamo molti casi. Questo è importante. Ecco, sentiamo il segretario, che lo dovremmo avere telefonicamente adesso, vero segretario? Buongiorno. Eccola qua, se non possiamo vederla almeno la sentiamo, ci fa piacere. Ci racconti un attimo qual è la situazione, quali sono le casistiche che dovete affrontare, che vi sono state naturalmente segnalate? Ma allora, come dire, non c'è mai fine alla fantasia dei truffatori. Però quelle che in questo periodo forse si sono segnalate, che mettiamola così, sono segnalate un po' per numeri e un po' anche per tipologia. Abbiamo sicuramente nella nostra regione una presenza della truffa della frutta che nei mesi scorsi e negli anni scorsi imperversava, ad esempio in Emilia Romagna e in Lombardia. Ultimamente anche da noi la finta frutta, cioè uno o massimo due persone che avvicinano una persona anziana, ma anche in alcuni casi non particolarmente anziana, che magari sta uscendo dal supermercato o comunque da altre compere, e si avvicinano, e con la tecnica simile a tante altre, ovvero ti ricordi sono il figlio di tuo ex collega di lavoro o d'altro, ho aperto un negozio di frutta, ti regalo un po' di frutta così tu mi fai un po' di pubblicità e così mi dai una mano ad avviare la nuova attività. La sorpresa, la cassetta di frutta che viene già offerta, apri il bagagliaio che te l'appoggio, molti cadono, diciamo così, nella provocazione, e poi però passa alla fase successiva. Non è che mi puoi dare 10 euro, 20 euro, dai, sto avviando l'attività proprio ora. Ma è capitato, apre il portafoglio o a volte gli strappano la banconota, a volte la banconota da 10 euro non c'è, dammi il 50 che ti do il resto, ovviamente sale sul furgone e se ne va. E diciamo, questa è un po' una delle cose che recentemente abbiamo registrato. E questa mattina, leggevo prima i giornali, questa mattina vedo che in provincia di Padova, invece, passando sull'aspetto un po' tecnologico, una giovanissima è riuscita a truffare una signora inviando finte mail a nome ovviamente fasuso delle poste italiane, ed è riuscita
a farsi fare un bonifico di 5.000 euro. Ecco, le truffe online sono sicuramente in forte espansione. In forte aumento, assolutamente. Che cosa, ne parlavamo prima con la segretaria, che cosa è bene fare in certe circostanze? Perché poi le truffe online si lasciano interdetti, spaventano, uno dice ma come mi devo comportare? Se lei mi dice segnalatele alla polizia postale, non è così semplice accedere, e questo ci hanno detto parecchi cittadini. Cosa fare? Pronto? Segretario? Niente. Dobbiamo recuperare, forse è caduta la linea. Voi che cosa consigliate? Le forze dell'ordine, farle intervenire sempre? Perché, come diceva lei, c'è una certa ritrosia e non è semplicissimo poi per chi ha una certa età, insomma, non è così pratico. Diciamo che le truffe online non sono la caratteristica delle persone anziane, ma però cominciano già ad esserci, perché i nuovi pensionati sono tecnologici, se la cavano, insomma, esatto. E quindi rischiano senz'altro, ma diciamo che la stragrande maggioranza. Però io credo che la polizia postale ha dimostrato, no, in tante operazioni magari ci vuole tempo eccetera, però di riuscire anche ad avere dei risultati. Non solo nel campo delle truffe, ma un po' in generale. La polizia postale è un corpo, insomma, della polizia molto no, è estremamente attivo. Il fatto è che i cittadini segnalano come fare, come accedere a questi uffici per sporgere denuncia, che allora, non è così. Bisogna sempre stare molto attenti. Ecco, noi rispetto anche a certe truffe, non quelle appunto che dicevamo prima a casa o quant'altro, poi ci sono anche tutte le truffe di tipo economico, no? Gli acquisti incauti che fanno firmare agli anziani, oppure per cambio di gestione di elettricità o quant'altro. Adesso veramente imperversano e gli anziani si trovano veramente in difficoltà a capire, a barcamenarsi dentro tutta la nuova normativa e quant'altro. Ecco, in questo caso è un valido aiuto che noi offriamo ai nostri iscritti, ma non solo, insomma, è la Federconsumatori, che veramente può dare davvero esatto, un buon aiuto. E naturalmente però le truffe, le vere e proprie truffe e i raggiri vanno assolutamente denunciati alle forze dell'ordine. Da qua non si può scappare, perché se no non riusciamo mai ad aver ragione, no, di questi lestofanti. Ecco, voi in modo particolare avete sollecitato, alla luce di questo incremento di fatti, un intervento del Ministero con dei supporti economici. Per che cosa? Per il Ministero dell'Interno, per avviare campagne di supporto e anche psicologico a favore della popolazione anziana. Sì, questa è già norma dello Stato. L'anno scorso sono stati dati delle risorse anche consistenti ai capoluoghi di regione, e quindi anche nella nostra regione è stato a Venezia. Quest'anno sono stati messi a disposizione altri 2 milioni a livello nazionale e suddivisi per altri capoluoghi di provincia. Qua nel Veneto, praticamente a Padova, a Treviso, a Verona e a Vicenza. E sono soldi che le amministrazioni comunali devono spendere bene, insomma, in rapporto con le prefetture, e noi a questo proposito vorremmo essere coinvolti in queste campagne, perché sono da costruire vere e proprie campagne di sensibilizzazione rispetto alle persone, rispetto a queste truffe, ma anche poi c'è un aiuto per le persone vittime di queste truffe, di questi raggiri, in termini psicologici, perché lasciano degli esiti non indifferenti. Assolutamente. Qua abbiamo delle slide anche per capire i numeri di cui stiamo parlando. Sì.
Allora, in Veneto abitanti 4.919.000, abbiamo dal 2014 al 2019 in cui ci sono questi movimenti, questi incrementi sostanziali, sì. Le truffe e i furti con destrezza, c'è la differenza, effettivamente le truffe sono aumentate più 540, le abbiamo viste, e i furti con destrezza sembrano essere diminuiti. Il problema è che bisogna vedere quanti anche denunciano questi fatti. Perché queste sono denunce. Sono incrementi di denunce. O diminuzioni di denunce. Non di fatti accaduti. Non di fatti accaduti, purtroppo. Vediamo poi per singole le truffe per singola provincia, che abbiamo anche il grafico, quello successivo sostanzialmente, che è stato aggiornato, perché ci sono poi, in relazione anche al numero di abitanti, dei valori che mostrano un incremento notevolissimo. O c'è stato più coraggio oppure... Sì, diciamo che a livello provinciale è Belluno, no, in testa, perché registra l'impennata più alta, un più 127,59%, però forse è anche a fronte del numero più esiguo, tutto sommato, in sé come numero effettivo, no? Abbiamo visto nel 2019 66 truffe agli anziani, Venezia proprio tantissimi, perché in base al numero degli abitanti, chiaramente. Però Venezia che è al secondo posto, c'è un incremento del 122%. Allora, c'è più sensibilità a denunciare, oppure in effetti sono molte di più le truffe qua? Venezia certo è che è una città, cioè, come territorio abbastanza estesa, ma ci sono tanti anziani. Tanti abitanti, ma poi a Venezia, centro storico, la maggior parte sono poi anziani anche. Cari amici anziani, se usate internet per fare compere, installatevi un antivirus, costa poco e vi aiuta contro le truffe online. Sì, questo è un altro problema segnalato più volte, perché purtroppo molti anziani tecnologici, ce ne sono anche tanti per fortuna, sempre di più. Esatto, ricevono delle mail, ingenuamente aprono queste mail, entra un famoso Trojan Horse, un virus sostanzialmente, poi questi quando aprono il proprio conto corrente, i propri dati personali, il virus attacca ed è un disastro veramente, per cui bisogna stare molto attenti alle mail che si ricevono, piuttosto non aprire i file allegati, che può essere rischioso, informarsi bene, perché una volta che se non si è installato un antivirus bello forte, se non si è fatto installare, può veramente minare la propria sicurezza dei dati informatici, quindi fate molta attenzione. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme.